che bella questa canzone. Mi ricorda un compito in classe di inglese del ginnasio. Quella volta ho preso 6 e per tutta la giornata cantai 6. Pronto, abbiamo qualcun altro in linea anche oggi, buongiorno. Che piacere, grazie. Certo che l'ho riconosciuto, certo. Iachino, buongiorno. A casa sta morendo da freddo, signor Fabio, un momento. Guardi che hanno chiesto informazioni. A sinistra, un momento solo. E meno male che sono la gamba. Perché vorrei solo controllare perché non stai sentendo più. So di gente che dalle sue parti c'è rimasta secca, sa? Sì, perché siamo qua. Ti ricorda la clinica Spedesi? Ancora lì? Siamo tornati alla clinica. Ma mi dispiace, si vede che insomma in questo periodo. Signore Nella, vieni qua un momento, vieni qua. Quanto lunga è finita, vieni qua. Lo sai che sì, alla fine del mondo. Ma la vuole, smette, guardi che è in diretta. Ci piace che uno ci parla così con la voce. Ho capito, romantica. Però guardi che lei è in diretta alla radio. A livello di voce, si sente anche un po' di rumore, tra l'altro. Perché in Finlandia sono in Svezia a caso strane, capito? Sono particolari, sono. Ho capito. Fare un po' toccare la rannola. Come mai? Era tutto sto ghiaccio che c'è. Sì, esatto. Ci possono controllare tutto questo. Non avevo dubbi. Non mi preoccupare. No, guarda, stia tranquillo. Noi siciliani, grazie a Dio, insomma, contro queste cose abbiamo dei rimedi naturali, ce l'abbiamo nel DNA. Tutto a posto, tutto bene. Oggi una giornata un po' uggiosa dalle nostre parti, però va bene lo stesso. Ma io mi ero curioso di sapere, lei si trova da quelle parti per quale patologia? Cioè, avrà avuto un problema? Questo mi spiace. Ho avuto un polipo nella coda vocale. Ah, porca miseria, porca miseria. Disse cortesemente, quando ci ho trovato questo polipo, morate mia che ci faccio all'agliata. Ma che? Allora ascolti, non c'entra niente. Io ho conosciuto Orazio, tra l'altro quest'estate, so anche che è molto bravo, però guardi, non credo. Orazio, i puppi sanno come si tratta il numero 1. A quando ci piglia a destra c'ha furia, a coppo. Poi un appo scoglio e poi c'è una mozzone. Ho capito, però quel genere di polipo di cui sta parlando lei non credo che sia compatibile con le sue capacità culinarie, riconosciute tra l'altro. Ma non è il polipo buono. No, vabbè, un momento, grazie, è lo polipo che magari cagare è buono, che sono capisci, ripetisci. Ecco, meno male. Sembrava Fabio Pommoso, sì, ecco. Lo so, saluta Orazio. Fabio, lo saluto Orazio. Ciao Orazio, ci diamo del tu adesso, sa. Sì. Sta conferenza. Sì, sono entrato in casa ormai. Orazio. Sì. E allora come stiamo? Che mi conta? Niente, tutto bene. Io ho trascorso le vacanze abbastanza bene quest'estate. Sono stato così con la mia famiglia. Siamo stati insieme, abbiamo trascorso delle belle giornate. Abbiamo lavorato noi sempre, abbiamo girato il mondo. Mi hanno raccontato perché è arrivato qualche SMS, sì, che mi ha fatto sapere che voi insomma avete lavorato tanto, soprattutto in occasione anche dei campionati del mondo. Avete avuto tanto da fare quest'estate. Ma siamo tornati. Ora siamo stati in Australia. Esatto. Abbiamo fatto un poco di palazzi. In Australia? Sì, un poco di palazzi in Australia, un po' di recinzioni. Perché quelli che hanno i canguri come animali domestici, giustamente, sono come salutano, appena crescono, poi un canguro saluta e scappa. Ma non è vero, cioè in Australia hanno il canguro come animale domestico? Questo saluta, certo che là, c'è un cane, una maiatta, abbiamo un cane e danno un buon avere un canguro. È vero, ci sono delle signore che hanno anche il gatto, figuriamoci. Non ho capito, c'è quella maiatta, c'è quella gatto, è diverso. In Australia canguri e basta. Canguri e basta, che buono che koala, qualcheruno, qualche koala. Senta, ma esiste il detto in Australia salta il canguro? Sì, certo, io come stavo tagliata da noi. Ecco, perché sa, facevo questa associazione, gatto, canguro, cangura. Jump the kangaroo. Jump the kangaroo. Interrogativo. Excuse me. Per dire come siamo, come va, capito? Perché c'è how do you do, giusto? Sì. Io sto imparando, certo. How do you do? Dopo è jump the kangaroo, saluto canguro. Ha capito come è? Bene, ho capito. E quindi è chiaro che occorrono delle recinzioni particolari. Immagino. Ci sono anche tanti altri detti, per esempio, no? La canna sta bene koala. Non c'è la canna sta bene attaccata, capisci? C'è la canna sta bene koala. Quando uno è grosso, sì, esatto. A canare si dice la canna sta bene attaccata. Esatto. Giusto? Invece qua si dice la canna sta bene koala. Bene. Sono animali diversi. Certo. Dicevamo quindi recinti a tutta forza. Tutte le strade portano a Sydney, per esempio, no? I modi di dire australiani. Sì. In si dice tutte le strade portano a Roma. Esatto. Da noi si dice tutte le strade portano a Sydney. Capito? Qua in Australia è diverso, qua, un nero quest'estate.
Che la direttiamo, sai? Guardi, io sono di scuola a mare, io sono di scuola a mare. Ma davvero? Lo sapeva lei? Insomma, Che però... avevamo fatto mangiare da scuola con Orazio. Ma veramente? All'acqua pazza, all'acqua da mare. Ma scusi, veramente. E siete stati... Usavo mariglio carino, ogni foglia da rino in Australia, lo sapevo quando era una cosa enorme, non è che era... non è che era rino normale. Ma mi faccia capire un po', sì. come facevate a catturare gli squali? Perché voglio dire, non è che... erano soli, sono babbi, sono come un pesce pabroro, uno squalo australiano, io un pesce babbo, sono un pabroro, capisci? Sì, tipo scazzubolo. Tipo scazzubolo, Ho capito. Lo squalo australiano è tipo scazzubolo preciso. Non proprio comunque. Ma certo, si chiama un mozzocone di scipparagamma, esatto, certo. Io uno scazzubolo un po' incazzato, ecco, è uno scazzubolo incazzato. Il morso dello scazzubolo, però colli, quello è lo squalo un po' meno. Certo, ecco. Certo, e quindi insomma è abbastanza semplice catturarli. Certo, basta che ci mette mezzo uovo attaccato con una coda. Certo, se no è acciaio, lo sai che ci vuole dentro un attimo. No, sa, mi sta venendo un sospetto perché quest'estate dalle nostre parti, lungo le coste, abbiamo avuto un problema, cioè sono emerse delle carcasse effettivamente di animali, quindi non vorrei che... è la cosa delle mucche. Non vorrei che... Questo è normale, questa è la natura che si riorganizza. Appunto, meno male. Ogni tanto il mare offre tanto mucco, ogni tanto qualche mucca, capito? Dopo tanto mucco ci sono le mucche. Di fatto trovarono tante mucche, a Capomolino ne daranno una, ho saputo che ne daranno una a Capomolini, una mucca. Ci sono ristoranti che invece le puppette da mucco fare le puppette da mucca. E non è che lui non ci può dire niente, le puppette da mucca sono fatto sempre. Perciò non è che dici che è illegale, anzi un mucco non si può pigliare, ma la mucca sì. Hanno corretto il menù, frittelle di mucco. Lei ha leggiuto mai che è vietata la pesca della mucca? No, è vietata la pesca del mucco, ma della mucca no. E quindi Orazio gioco sape come sappiamo e pesci, tanto per restare in argomento sappiamo e pesci. Va bene, ora la saluto che qua ora stiamo portando un pranzo. Cosa mangiate oggi? Ha preparato Orazio. Sentiamo un po'. Orazio. C'aveva un po' di caporatina, un po' di pepe punzate, perché qua in Svezia non capiscono niente. Ma mangiano minchiato, cose sane, ma cose leggere, cose verdure. Certo, ma anche la caporatina sono verdure. Che fa scherzo, qua siamo a 126 carica. Perché voi siete partiti dal Sudafrica, siete passati attraverso l'Australia. Ma ragazzi, picchiamo un gancio di rotte e andiamo in Australia. Sempre con la 126. Sempre con la 126. Bene. E poi ora siamo qua in Spezia, c'è freddo caga, siamo ora, un pezzino, sai, però buono perché abbiamo un cofano da 126, o io lo mando, sai, 126 c'è un cofano davanti, sì, certo. E quindi c'è tutto il cofano, io che l'avevo messo con ghiaccio, perché c'avevamo mezzo cavallo di Inza, che non avevamo rosto ricottato, c'avevamo una rossola. Mezzo cavallo motore? No, cavallo, non è cavallo motore, è cavallo cofano. Se era un cofano da re, era cavallo motore, capito? Invece è un cofano davanti, quindi è cavallo cofano. Mi sembra giusto. Quanti cavalli è la 126? Non so, 30 e mezzo. Ora è 100 cavalli e mezzo, bravo, perché era mezzo cavallo però davanti, hai capito? Vero. Ma non è fiscale, di fatto non c'è manco un sconzino, quindi non è fiscale. Perché un cavallo era battuto, capisci? Manco il bollo della finanza. Completamente. Non è che noi c'hanno mai la finanza. Va bene. E niente, quindi siccome c'è soffritto, posteggiata fuori a 126, sai perché è precisa. Una bomboniera. A 126 io lo sapevo, è no frost, usate lei. Perché siccome c'è un poco di presa di aria da tutti ignori, non è come qualcuno signore preciso. È vero. E quindi d'aria ci vinto lì e dei Inza, gli andavo 126, no frost. Bene, ma se io non gliel'ho mai chiesto, ma di che colore è questa 126? Non lo so, perché c'è un uovo di un colore. Lo spottello da urlo, invece l'altro spottello non è manco colorato, è sverniciato. È sverniciato e basta, dall'usura. No, usura no, la accattiamo con tante. Pronto? No, ci mette in bocca cose che non abbiamo fatto, cortesemente. No, io, per carità. La saluto, buon pranzo, Stai chiedendo a mangiare, lei che mangia oggi? Oggi spero funghi, però mi sa che mi finisce a petto di pollo. Orazio, che io sto mangiando petto di pollo, io non mangio come sarà un moggio. A mangiare proteine, carne di cavallo. Lo so, però. Pettone. Oggi petto di pollo. Va bene, va. Allora, raggiungo Orazio che sta. La saluto. Sta friendo, buon pranzo, la saluto. Mi saluti le infermiere, mi raccomando. Era qua, paparella, c'ho un pistolone per lei. Ma aspetta. Era qua, c'ho un pistolone per famosa, era qua. Era biondina. Buona giornata. Alla Catalla!